Buondì a tutti! Come forse saprete, anche perché ho scritto un post qua nella community del canale, sono stato convocato martedì 28 gennaio davanti alla Commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia per discutere del PDL 52. Il mio intervento l'ho riregistrato perché purtroppo non è facile ottenere una registrazione dal Consiglio regionale e lo pubblicherò lunedì. È già in premiere comunque. E cos'è questo PDL 52? Si tratta di una modifica della legge 25/2016, che era la principale legge sulla lingua lombarda, che era stata approvata quando era assessora Cristina Cappellini. Poi c'è stato un certo periodo in cui 4 assessori alla cultura della regione Lombardia, Stefano Bruno Galli occidentale, Stefano Bruno Galli orientale, Stefano Bruno Galli meridionale, Stefano Bruno Galli alpino, hanno deciso di non volerla più di tanto applicare, per varie ragioni, ma adesso a quanto pare è sorto l'interesse non solo di applicarla, ma di modificarla. Il primo firmatario è stato Corbetta, capogruppo della Lega in regione, e la proposta fondamentalmente è in 3 punti. Il primo punto prescrive il sostegno economico alla collocazione di segnaletica stradale, turistica, culturale, di promozione territoriale con indicazioni in lingua lombarda. In sostanza, ma non solo, i famosi segnali bilingue. E questa cosa, poi per chi ascolterà il mio intervento sarà chiarita, è una cosa sostenuta anche dalla Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie ed è anche giusta a livello culturale. Quelli sono molto spesso i nomi, tra virgolette, veri del luogo, mentre quelli in italiano sono italianizzazioni, alle volte molto sbilenche, senza tirare fuori il caso del monte Guglielmo. Chi diavolo è Guglielmo? Non lo sa nessuno, non è nessuno, perché in realtà è Golem, ossia culmine. Ci sono tanti esempi, per esempio Rogoredo. Rugo è la quercia, quindi sarebbe Querceto. Vi è poi l'istituzione di un registro regionale di associazioni di tutela e valorizzazione, dove possono essere iscritte delle associazioni che da tempo promuovano la cultura, la lingua lombarda e via discorrendo, e promuovano, scusate, il patrimonio storico-culturale. E è possibile per la Giunta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, quindi non crea nuovi oneri questa disposizione, concedere finanziamenti a queste associazioni, il che secondo me è utile, perché molto spesso le associazioni locali sono piccole, non hanno tantissimo budget e può capitare che non riescano a organizzare qualcosa solo perché non hanno budget. Se la regione contribuisce dall'alto dei suoi, mi sembra quasi 30 miliardi di bilancio, tanto meglio, non trovate? La terza disposizione, che forse è quella un po' meno utile, però è sempre interessante, è l'istituzione della giornata regionale della lingua lombarda, in concomitanza con la giornata nazionale del dialetto e della lingua locale. Le giornate ormai non si negano a nessuno, c'è una giornata per qualunque cosa e servono alla fine un po' a, come dire, creare consapevolezza. Dici, quello è il giorno della lingua lombarda, quindi si fa qualcosa sulla lingua lombarda. È stato provato con il dialetto milanese, tra l'altro oserei dire con scarso successo perché dopo qualche anno se lo sono dimenticati tutti, però l'idea ci può stare. Il fatto che ormai, avendo così tante giornate, probabilmente il 17 essendo anche giornata di qualcos'altro, diciamo, le giornate perdono un po' di valore, però è sempre una buona occasione per organizzare qualcosa. Insomma, si tratta anche qua di una cosa senza oneri per le casse pubbliche, quindi dichiarare una giornata di X, non fa male, mal che vada non fa bene. Prima però di dirvi com'è andata l'audizione, spoiler molto bene, voglio fare una nota di merito e una di demerito. Quella di merito la faccio a Pierfrancesco Maiorino. È venuto, ha esposto le sue posizioni, ha ascoltato quelle che sono state le nostre risposte e ha risposto di conseguenza, secondo me, capendo quello che noi portiamo e assimilandolo. La nota di merito invece la voglio fare a Luca Paladini. Infatti non si è presentato. Il consigliere regionale del patto civico è uno dei sentinelli, uno di quegli attenti ai diritti. Però aveva fatto, quando si parlava di tutela della lingua lombarda, un post molto qualunquista. Del genere, bisogna spenderli per la sanità, insomma il classico post che serve non ad attirare un dibattito, ma ad attirare un'orda di glottofobi nei commenti arrabbiati perché si spendono soldi per queste cose.
senza neanche quantificare quanti, tra l'altro, che è una miseria, come vedrete poi nel mio discorso che ho fatto. E questa metodologia, io vorrei dire, pensate se qualcuno la applicasse ai temi cari a lui. C'è il rischio di essere definiti omofobi anche per dire cose che sono ben ragionate. Figuriamoci se uno facesse un post proprio ultra qualunquista. La regione vuole dare X mila euro per la cultura gay. Arrogo! E tutti i commenti sotto, incazzati come delle bisce, invece di discutere il tema seriamente. Uno può anche dire, secondo me è sbagliato dare i soldi a questa associazione perché XYZ. Ma quelli non erano commenti ragionati. Andate a vedervi il tweet. E questo indice che esiste chi pensa, chi è disposto a dialogare ed aperto a ciò come Maiorino, e c'è invece chi ha la sua visione pacchettizzata del mondo, per cui i diritti che piacciono a lui bellissimi, incontestabili, assoluti, quelli invece che piacciono agli altri, che possono, tra virgolette, avvantaggiare il cattivo avversario fascista, sono brutti cattivi da ostacolare. Sarebbe stato piacevole quantomeno che venisse, esponesse la sua posizione e che uno potesse rispondergli. Perché con Maiorino, adesso poi ve ne parlo, io l'ho fatto anche notare le cose relative all'integrazione, gliel'ha fatte notare anche Brasca. Se quindi Paladini, il paladino dei diritti, perdonatemi il gioco di parole involontario, si fosse presentato, avesse espresso le sue posizioni, avesse espresso le sue ragioni per cui lui è contro la lingua lombarda, si poteva rispondere. Poi poteva cambiare idea, sarebbe stato bellissimo, poteva essere testardo, sarebbe semplicemente notato un'incoerenza, ma almeno avremmo notato, avremmo potuto dialogare. Questo non è avvenuto. Non era neanche presente il Movimento 5 Stelle, vabbè, ma quello, Lombardia del Movimento 5 Stelle, conta quello che conta. La prima a intervenire è stata Simona Scuri della Falun Bar, che ha presentato un po' le attività della sua associazione e esposto un po' i riconoscimenti del lombardo e il tema dei diritti linguistici. È seguito un intervento a distanza dell'Associazione Gioberti di Brescia, associazione dedicata alla cultura locale e alle politiche locali, di generico sostegno alla legge, potremmo dire. Ha poi parlato Lisander Brasca, professore, che veramente ha fatto un intervento ricercatissimo, chiarissimo, e che si vede proprio che è da accademico, da persona che quelle cose le mangia a colazione. E poi ha parlato il povero sottoscritto. Il discorso, appunto, lo vedrete lunedì, ma la sintesi è supporto della legge e ai diritti linguistici, alla tutela delle lingue minoritarie e un invito alla regione a fare di più per adeguarci allo standard europeo. È stato poi chiesto se ci fossero delle domande e non ce ne sono state. E poi sono seguiti gli interventi dei consiglieri regionali, in larga parte 2. Gli altri sono intervenuti più che altro magari chiedendo brevemente tipo di mandare informazioni su cose citate, ma i 2 principali interventi sono stati uno di Alessandro Corbetta, proponente della legge in quota Lega, e l'altro del già citato Pierfrancesco Maiorino in quota PD. Corbetta ha colto una delle cose che avevo detto, sia il fatto che la contestazione dell'idea di lingua lombarda è più di origine politica che storico-linguistica, e ha detto che per quanto indubbiamente il suo partito sia partito, perdonate il gioco di parole involontario, anche su temi molto identitari, al giorno d'oggi le cose sono cambiate e la si vede più in un'ottica di tutelare il patrimonio culturale. Secondo me le due cose non sono chiaramente in disaccordo, possono essere collegate come essere scollegate, ne abbiamo parlato brevemente durante la live con Daniele Vitali che abbiamo fatto mercoledì, però capisco quello che vuole intendere, non è più un'idea di tutelare la lingua lombarda a scapito di qualcosa, ma tutto l'inverso, per tutelarla per il bene di tutta la Lombardia. Poi c'è stato l'intervento di Maiorino che devo un po' tra virgolette rubare le parole di bocca a Brasca, che lui è un pochino meno diplomatico di me, ma non me le ricordo letteralmente, quindi provo un po' a sintetizzarlo, ossia un intervento un po' figlio di quello che è il pregiudizio societario nei confronti delle lingue regionali. Io spero che venga pubblicata una registrazione, proverò a chiedere se è disponibile, ma non lo so. Però potremmo dire che l'intervento di Maiorino era diviso in 3 macro punti.
I 3 punti sono, in sostanza: 1 relativo alla multiculturalità e alla presenza di popolazioni straniere d'origine, alle volte con difficoltà con la lingua italiana. Il secondo relativo al fatto che secondo lui non si possono paragonare gli esempi europei di bilinguismo con la Lombardia. E il terzo è di tipo: come tutelare questo patrimonio culturale. Maiorino ha citato il rischio che le tutele linguistiche portino a una visione di patria chiusa, cito testualmente, che è un concetto che neanche a me piace, onestamente. In tutta onestà, non è sicuramente il caso di questa legge, che prevede veramente poco. Però quello che io poi gli ho fatto notare è che, passando al tema di paragonare la Lombardia a queste altre regioni europee, ma esiste una differenza ontologica tra il lombardo allo stato odierno e queste lingue prima che venissero tutelate? Perché se questa differenza esiste, è un conto. Ma se questa differenza non esiste e noi ci rifiutiamo di tutelare il patrimonio linguistico, nei fatti siamo noi a fare la patria chiusa, siamo noi a dire sì, ma a essere, diciamo, non europei in questo caso. E la differenza ontologica ovviamente non c'è. Al massimo si potrebbe argomentare, un po' come abbiamo visto seconda volta che la cito nella scorsa live con Daniele Vitali, che c'è una differenza tra quelle lingue che sono di ceppo completamente diverso dal quello della lingua nazionale, quindi per esempio in Spagna il basco, e quelli invece che sono dello stesso ceppo e quindi possono essere messe sotto il tappeto dicendo che sono dialetti, come ad esempio il catalano. Quindi l'attacco di chi non lo vuole, non vuole che sia parlato in pubblico o che non sia proprio parlato, in questo caso è diverso. Nel caso del basco, o in Italia anche del sardo, per esempio, è una lingua gutturale, una lingua di contadini, una lingua per poveretti, ci dobbiamo evolvere a parlare l'italiano o lo spagnolo. Mentre invece per una lingua simile, dello stesso ceppo, ma è un dialetto, bla bla bla, non è una lingua, e tutte queste cose. Ma al netto del fatto che la Carta europea non distingue tra lingua minoritaria, quindi quella diciamo di origine alloglotta, e quella regionale, abbiamo tantissimi esempi di lingue dello stesso ceppo rispetto a quella ufficiale che sono tutelate. E tutte queste lingue sono tranquillamente paragonabili, anche alcune parlate in Italia, al lombardo. Questa differenza ontologica non esiste. Dunque, fare una tutela preferenziale, io tutelo te ma non te, è a tutti gli effetti discriminazione. È una cosa veramente da patria chiusa. Relativamente all'integrazione degli stranieri, c'è anche qui da fare un discorso. Io non ho nulla contro la presenza di più culture, però non avrebbe troppo senso ignorare quella che è la cultura che già c'è. Poi dopo, quando ci hanno fatto rispondere, io ho citato il caso di Edo Merlin Visconti, che era un missionario d'origine lombarda. Lui era stato mandato in Africa, lì si era accorto dell'enorme differenza culturale dell'Africa e aveva deciso di tradurre il Vangelo in milanese, che era per lui la lingua della sua tribù. E al netto di ciò, c'è anche da dire che l'italiano è sicuramente una questione di comunicazione, è necessario per comunicare. Ma integrazione non vuol dire anche che una persona conosce e riconosce quel patrimonio che già c'è, magari poi portando anche il suo, perché l'evoluzione avviene anche così delle culture, delle lingue, degli idiomi, ma comunque riconoscendo quello che già c'è. È naturale che se alle persone si dà un'opzione del tipo dobbiamo far entrare nuove culture e quindi rinunciamo alla nostra, è normale che poi si spaventano, ma non è detto che sia così, anzi, in un caso proprio, io stavo citando il fatto che in alcuni paesi è normalissimo che ci sono i parlanti stranieri della lingua locale, che poi sono quelli magari anche che poi la difendono più di tutti, e Maiorino e noi tedeschi di più in Catalogna. Quindi non è un caso così raro. Mentre invece relativamente al punto del come tutelare, Maiorino ha sollevato un punto interessante, ossia quello della musealizzazione della lingua, che è un potenziale problema. Però la sua soluzione, secondo me, era più nel campo della storia locale, perché lui parlava ad esempio di segnali turistici per informare sulla storia di toponimi, cose del genere. Bellissimi e utilissimi, sono d'accordo che ce ne vorrebbero di più, anche perché hanno un'attrattiva proprio turistica. Una persona cammina per un borgo
vede e dice: "Ah cavolo, si chiama così". Poi per carità, oggi con internet servono sempre meno. Uno prende fuori il telefono, ehm, cerca, come mai Cittiglio si chiama Cittiglio e trova le informazioni di cui ha bisogno. Però possono sempre fare comodo. Il problema è che il patrimonio linguistico, per sua natura specifica, non è come un quadro che uno lo pittura e lo mette esposto e ha bisogno ogni tanto del restauro. Il patrimonio culturale vive se vive. Anzi, la musealizzazione può avere anche un rischio, perché nel momento in cui c'è un'idea che questa lingua c'è, ma nessuno la parla, è tenuta nel museo, o magari la parlano pochissimi, c'è il rischio che si parli un'altra lingua, ma l'identità dipenda comunque da questa lingua, che nessuno parla. Quindi si creano anche delle situazioni un po' al limite, che sono probabilmente peggiori di quelle che abbiamo visto sulla diglossia, dove la lingua è parlata ma non è ufficiale. Mi viene in mente l'Irlanda, per carità. Poi l'Irlanda è un paese anche molto inclusivo in termini di cittadinanza, ma se l'identità irlandese si fonda anche sull'irlandese, ma nessuno parla l'irlandese ed è anzi difficile apprenderlo, poi si possono creare problemi del genere. Detto questo, io penso che in generale sia stata un'audizione positiva. Chi l'ha vista ha chiaramente capito quali sono i punti dei sostenitori delle lingue regionali e ha visto quali sono le problematiche negli argomenti di chi è contrario, riconosciute anche da chi le ha proposte, perché poi l'ultimo intervento di Maiorino è stato molto più moderato in ogni termine. E quindi spero che nelle future audizioni, perché ce ne saranno anche altre, vengano portati altrettanto argomenti interessanti. Vi invito a seguirle, potete vedere quando saranno sul sito del Consiglio regionale della Lombardia. Proverò a farlo anch'io se possibile. E nulla, vi ringrazio ancora per la visione. Se avete qualsiasi considerazione, commento, fatelo qui sotto. Ringrazio anche chi ha risposto al post in cui chiedevo se volevate informazioni. Spero di aver soddisfatto la vostra curiosità, perché alla fine mi chiedevate se sono previste misure di rilievo tipo insegnamento scolastico e simili. La risposta ovviamente è no, perché manca la volontà politica nei fatti. E nulla, un caro saluto. Se volete sostenere in modo concreto il canale, in descrizione trovate dei modi per farlo, e buona giornata.